processo riguardante le presunte truffe commesse dai vertici di Veneto Banca è iniziato giovedì 9 novembre, con un'apertura dibattimentale che ha visto le difese invocare il non luogo a procedere. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva definito il processo morto prima di cominciare lo scorso 15 luglio, quando il GUP di Treviso aveva rinviato a giudizio gli imputati nonostante la prescrizione di tutti i capi di imputazione. La pubblica accusa ha ripercorso le difficoltà dell'inchiesta, compreso il rimpallo di competenze con la Procura della Repubblica di Roma. Il collegio dei giudici si riserva la decisione, che sarà comunicata il 14 dicembre. Dario Mantoet, 69 anni di Bigolino, è scomparso la scorsa settimana durante un viaggio in pulmino nella zona settentrionale dell'Afghanistan. Appassionato esploratore, Mantoet aveva visitato luoghi remoti in tutto il mondo, dal continente africano all'Himalaya. Il corridoio del Wakhan tra Pakistan, Tagikistan e Cina era diventato la sua ultima avventura, ma purtroppo ha perso la vita durante questo tragico viaggio. Nel corso della mattinata odierna, precisamente il 9 novembre, è stato rinvenuto senza vita un anziano lungo via Costa Alta a Conegliano. L'uomo, apparentemente intento nella raccolta di funghi, è stato scoperto privo di portafogli e telefono, ma con un cesto per la raccolta del prezioso bottino. La causa del decesso sembra riconducibile a un improvviso malore. La triste scoperta è stata effettuata da un passante nel bosco, il quale ha prontamente allertato i soccorsi. Nonostante il rapido intervento, purtroppo non è stato possibile salvare il malcapitato. La dottoressa Martina Lisa Poloni assume il ruolo di direttrice e titolare presso la farmacia di Vidor. Questo cambio avviene in collaborazione con il gruppo Farmacie Più dei dottori Carlo e Nicola Giacomelli, prendendo il posto alla guida di Farmacia Gonella SRL.